Lo ammetto, questa volta sono davvero emozionato e voglio condividere con voi questo momento speciale, perché oggi ho realizzato il mio sogno. Partecipare al Time Attack Special Championship è stato un viaggio incredibile, ma c'è stato un momento particolare a metà stagione che mi ha segnato profondamente. Non riuscivo più a migliorare i miei tempi, ero in difficoltà e anche per una serie di coincidenze personali esterne al mondo racing ho seriamente incominciato a pensare di smettere di correre, di pubblicare video, ma poi mi sono fermato. Ho pensato e ho deciso di non mollare, di continuare a lottare, di rimettermi in discussione, ancora una volta cambiando tutto. Quindi a tutti voi che guardate questo video, ricordate, non mollate mai. Qualunque sia la vostra passione, qualunque siano i vostri sogni, continuate a spingere, a credere e a lottare, perché solo con questa determinazione tutto è possibile. Non sapevo proprio come incominciare questo video. Ho fatto numerose ricerche, simulazioni, analisi e studi e poi mi sono detto, fallo come sempre, a modo tuo. Meccanico, stiamo per cominciare il video. No, vieni qua, non ti si vede, dove va? Ma me no, fa video. Dai. No, fa video. Salve amici, buongiorno, qui Maverick Kart, lì il meccanico, saluto meccanico. Wow! Allora quest'oggi una grandissima giornata racing, il Time Attack è tornato. Molto probabilmente sarà la conclusione della stagione 2024. Siamo qui a berci una Red Bull e attendiamo gli sponsor per la stagione 2025. Va bene? Dove li mettiamo i sponsor? Sul gilet, sul kart. Guardate che bel kart, magnifico. Wow. Oggi correremo in una categoria per noi insolita. Vado a fare zoom qui. Categoria heavy. 185 kg, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo dovuto zavorare la prima volta che andremo a fare il Time Attack con il S14 e il TMR2. Venga a vedere, operatrice. Andiamo a analizzare qua i pesi, qui il sacchettino, qui i pesi dietro là, insomma abbiamo zavorato per bene il nostro. Nella KZ quest'oggi 6 ottobre 2024 ci sono 21 piloti, quindi ragazzi potete capire l'emozione e l'adrenalina di correre con 21 piloti nelle varie categorie. Adesso via, vado a cambiarmi che è tardi, ciao! Salve amici, credevate di esservi liberati di me? No, purtroppo Binotto è qui con voi, per la Mans Special, bisogna aspettare ancora un po'. Commentiamo insieme questo primo giro di ingresso. Da brividi! Siamo rettilineo, quarta, quinta, sesta, 125 che ci porta a curva 1 alleggerimento, dentro 2 marce, quarta curva 2, ancora staccata violentissima che ci porta alla 3 seconda, terza, quarta in rapida successione, punto moto tecnico, quinta, si tira tutta la quinta, si va giù 3 marce, seconda, bello cucito il cordo si esce, terza, quarta, si tira la quarta, giù 2 marce, bello cucito il cordo si sfrutta l'uscita, terza, quarta, quinta, sesta, 125 più, passa un brembo staccatona, giù, lungo, si sfrutta tutto il cordo, quarta, quinta, chi mette la sesta dipende, staccatona violentissima, seconda tornantino stretto, si prepara per uscire in questa S veloce in discesa, seconda un po' largo, qui un po' largo, terza, quarta e così Maverick Kart alla Verona Circuita. Ora la concorrenza sta prendendo a martellate il proprio telaio, ma è sconoscitiva della pista ancora piuttosto insidiosa. Siamo presi un po' tardi perché il meccanico oggi fa assistenza a tutti, ma non al proprio pilota, perché sapete c'è un po' una diatriba in atto.
Allora meccanico, adesso ti dico una perla che mi è venuta in mente l'altro giorno quando stavo riflettendo. Adesso te la dico. Cambiano i telai, cambiano i motori, ma le gomme restano sempre le stesse. I tempi restano sempre gli stessi. Nuovo sponsor. No dai, visto che quest'anno è stato l'anno del cambiamento, non potevo non cambiare e portare un aggiornamento anche parziale nell'estetica del pilota, visto che siamo in una categoria di professionisti. E quindi 3 secondi che sono 5 ore. 3, 2, 1. Well, it doesn't get much better than that. Design fluo, i nuovi, senti l'odore, EU decina MT. Ok, siamo andati a risparmio con le scarpe. Cosa ne pensate? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. E adesso gas! Meccanico, purtroppo la manche è andata male. Forse il peso, forse sarà il peso. Un disastro, un disastro. 189 kg. E questo è il tempo che Maverick dovrebbe fare. E questo è il tempo che ho fatto. Avremo altri 2 decimini, ma sono deluso. 48, cioè abbiamo fallito nelle occasioni importanti. E quindi cosa si fa adesso? Se magna. Allora abbiamo mangiato e togliamo 1 chilo di peso perché abbiamo mangiato, quindi dai, se torniamo dentro in un decimo praticamente siamo dall'11° al 9. Dopo, per diventare ottavo, c'è uno step di 6 decimi, che è il tempo che facevo prima di venire qua oggi a fare il time attack, ma oggi non sa da fare. Quindi l'ideale sarebbe migliorare 1 decimino, partire nono, top 10, ricordiamo che siamo in 21, e dopo full gas. Quindi adesso abbiamo fatto una modifichina col meccanico e vediamo come va, e dopo dirò che modifichina. A dopo. Non ci sono immagini, purtroppo, del mio best lap di giornata, perché ho notato che molti amici sfruttano le mie traiettorie, i miei segreti per battermi. No, in realtà la telecamera non ha registrato, però posso dire che la modifichina al posteriore ha funzionato. Stiamo dando di polase e doping quest'ultima manche con la modifichina fatta dal meccanico. Siamo ritornati su dei tempi simili 47,8, siamo ancora 4-5 decimi più alti del solito, ma il kart, il nostro il mio livello sta tornando quello della normalità, dello standard, e adesso non so, nella mia classifica dovrei essere primo. Adesso sono curioso di capire se partiamo ancora una volta sui primi 10 nel turno special, che sarebbe già un ottimo risultato. Beviamo polase, facciamo partire 4 immagini after movie di quelle strafighe e andiamo. Allora, io ho fatto tutta questa fatica
per arrivare fino a questo punto. Tutto il lavoro, l'audio, l'editing e tu sei qui e non ti sei ancora iscritto. Dobbiamo arrivare a 500 nuovi iscritti. Per fare ciò ti sto dando il tempo, prendi. Esci da lui, lo vuoi vedere? Esci, caspita, tac, torna indietro, iscriviti, dov'è? Condividi, iscriviti, 500 iscritti ed uscirà un nuovo video super bomba. E ora, gas! Finalmente sono riuscito a partire. Dai, eccolo qui, mi affianco all'esterno, mi spinge, attenzione rientro, schivo. E anche imparare a schivare. Non sono esploso, ma Menotti mi ha superato, quindi adesso mi trovo secondo di categoria. Ho fatto un gran casino qui con le marce, mi sono sconcentrato, gran paura. Dai, adesso sotto, abbiamo 12 giri, l'autonomia ricordiamola è di 7-8 giri massimo, ma cercherò di fare le cose ben fatte e provare a recuperare. Mi avvicino tantissimo, sono uscito forte, gli recupero sul rettilineo, secondo giro entro, però vedo, ecco qua, sul veloce lo perdo davanti, troppo sovrasterzo. Infatti non mi trovo molto bene con queste gomme. Sono uscito piano, ho tornato a perdere nel tornantino. Vengo infilato da un pilota dietro. Undicesimo. Niente da fare. Sfriziono, sbaglio ancora. Mi infastidisco, ma adesso è il momento di stringere i denti. Ho perso tanto tempo, purtroppo mi sono sconcentrato, ma non posso mollare così, quindi decido di rimettermi sotto ancora una volta e riprovare a recuperare tutti quei metri che ho perso. Testa bassa, hammer time. Continua così che stai recuperando. Hey Maverick. Push. Sono riuscito ad avvicinarmi tantissimo, però in ingresso curva perdo e qua in rettilineo sono costretto a recuperare. Recupero poco, quindi provo a forzare l'ingresso. Appena forzo, ecco mi parte, sovrasterzo. Così mi diventa veramente difficile riuscire ad attaccare. Qua sono costretto ad andare largo per non farlo partire troppo. Staccatona, ma non troppo. Esco cucito, ma come vedete purtroppo
ho dei problemi in accelerazione, devo ritardare, anche qui sul veloce parte, veramente difficile attaccare. Parte tecnica, terza, quarta, qui ero molto forte e perdo, così lo faccio scivolare molto, le gomme si scaldano e faccio sempre più fatica sia fisicamente e sia mentalmente. Per questa volta mi trovo costretto ad accettare la situazione per quella che è, ma decido comunque di non mollare perché mancano ancora 5 giri. Teniamoci stretti, stiamo qua e aspettiamo un possibile errore. Nel frattempo i giri passano, comincio a cedere anche un po' fisicamente. Hey Maverick, tension please, doppiati davanti, doppiati davanti. Last lap, last lap. Hey Maverick, P10 and P1 category heavy. Good job e si vede l'anno prossimo amici. Sì, facciamo le conclusioni fatte bene. Finalmente è arrivata la prima vittoria. Oggi ci ha fatto un po' tribulare, non mollate mai, questo è il messaggio che vi posso dare. Abbiamo deciso di correre sempre con le stesse gomme, perché noi possiamo cambiare tutto, ma le gomme devono rimanere sempre quelle. La portiamo a casa in questo primo posto in categoria heavy. Sono felicissimo, il coronamento di tanti anni di sacrifici. Se siete interessati a sponsorizzare la stagione 2025, Maverick Kart comincia a vincere e quindi qui sotto in descrizione lascio tutti i contatti, potete contattarmi e alla prossima. Vai meccanico, sei contento? Ciao a tutti, sì perché è finito.